sa, come gli artisti non lo sanno, ma è vero, no? Che se uno avesse la consapevolezza sarebbe piuttosto complicato, diciamo. Ecco, maestro Altan, qual è dice il regista Stefano Consiglio, forse nemmeno lui sa che cos'è davvero Altan, lo dice anche Stefano Begni alla conclusione della sua narrazione, ma che cos'è un Altan? No, non lo so e non credo che nessuno sappia chi è e cos'è, quindi io meno che mai, insomma. Io faccio questo lavoro di disegnare da quando avevo 3-4 anni, credo, quindi è passato un po' di tempo. E non ho mai fatto delle scelte consapevoli, di dire voglio fare questo, voglio fare quell'altro. Disegnavo per i miei compagni di scuola, poi per degli amici, poi qualcuno mi ha detto mostra questa roba a qualcuno, insomma, e ho preso questa barca che andava con la corrente, ho scelto pochissimo in vita mia. Mi pare poter dire però che non c'è un grande rammarico di non aver concluso gli studi di architettura. No, assolutamente no, anche perché sapevo dall'inizio che non avrei mai fatto l'architetto, però non sapevo neanche che avrei fatto questo, per cui ripeto, sono scelte che non sono dipese da me, sono il caso un po'. Diciamo che il caso insomma ci ha portato bene questa volta. Abbiamo anche Luca Debus, che invito ad alzarsi, poi saliremo sul palco, che è un giovane feltrino vignettista, tra l'altro già uscito su Linus, quindi insomma qualcosa che vi accomuna e poi ecco, io direi adesso approfittiamo, saliamo così abbiamo la luce, ci sediamo e siamo un po' più comodi per scambiare qualche parola. Da qua c'è una scaletta qui dietro e poi magari spostiamo anche il nostro palio e lo portiamo sul palco, eventualmente lascio il microfono qua. Dicevo che gli artisti poi appunto hanno una margine di inconsapevolezza del loro lavoro, come forse anche molti di noi, e d'altra parte se no non ci sarebbe lavoro per gli psicanalisti, anche loro hanno il diritto di vivere e lavorare. Ecco, una domanda che può essere banale ma doverosa, no? Al maestro Altan. Come nascono la pipa e i ciputi? Nel senso i due sicuramente più rappresentativi della sua produzione, una folgorazione improvvisa, di Ciputi abbiamo sentito, insomma, no? Credo anche un po' vissuto di un certo periodo storico, politico e quant'altro. Sì, beh, io non è che non frequentavo fabbriche, non ne ho conosciuti questi personaggi sul posto di lavoro, però Ciputi è nato nel 75 in un periodo in cui ho abitato a Milano per un anno e poco più e credo di averlo incontrato per strada, ho visto su un tram o da qualche parte, insomma. Poi anni dopo nelle varie feste dell'unità dove sono stato ho trovato molta gente che è venuta a dirmi sono io e alcuni di loro ci assomigliavano anche fisicamente. La pipa è nata nello stesso anno di Ciputi, con mia figlia piccolina sulle ginocchia, io disegnavo per lei delle cose che mi chiedeva e è venuta fuori questa cagnolina. Un mio grande amico che era anche il mio agente, si chiama Marcello Raoni, l'ha portata al Corriere dei Piccoli, il direttore di Corriere dei Piccoli, che era Alfredo Barberis, l'ha voluta subito, io non so perché riguardando le prime storie della pipa era orrenda, ma veramente orrenda, però a lui ha capito
capito che c'era qualcosa, non lo so. Ed è piaciuta. Il direttore deve saper capire anche queste cose. Assolutamente. Un termine che è uscito anche durante il docufilm è cinico, cinismo. Lei si ritiene cinico e se sì, è un difetto o è un pregio? No, io non mi ritengo un cinico perché partecipo di queste cose. Quella gente che io raffiguro lì sono anch'io. Il cinico si mette di fuori dalle cose. No, io credo di far parte di questo mondo, quindi anche di quello che disegno. Ho un occhio un po' critico su questo, ma insomma non molto Una domanda per Stefano Consiglio. Noi abbiamo visto questo docufilm che non ha parti narrate, no? È fatto interamente da parti di intervista, insomma, di testimonianze dirette. Questo rende la narrazione molto poco descrittiva e molto partecipata invece. È una scelta fatta all'origine del film o è venuta... fatto un film tanti anni prima e avevo vinto un premio Ciputi al Festival di Torino e quindi avevo conosciuto Checco, Mare, eccetera, eccetera. Poi nel corso degli anni ci siamo sempre un po' sentiti senza... Poi a un certo punto, chissà, mi è venuto in mente la voglia, il desiderio e quindi parlai a Checco e dissi ma sai, mi piacerebbe molto... Io sapevo tutta la sua ritrosia, però insomma poi a un certo punto sente che è il momento giusto, forse anche con un po' di fortuna, perché spesso uno pensa che il momento giusto è invece quello sbagliato, e allora gli ho chiesto di... Avevo in mente il titolo viene da una leggendaria battuta di John Ford, il regista dei Ombre Rose, insomma dei western, che era una leggenda vivente, aveva vinto Oscar eccetera, e a una riunione dell'associazione insomma dei registi americani lui si alzò e disse con molto understatement: mi chiamo John Ford e faccio film western, punto. E quindi proprio sentivo lo stesso tipo di atteggiamento, quindi avevo in mente quel titolo, insomma comunque gli ho chiesto se lui voleva fare questo film. Lui mi ha detto sì e un attimo dopo è uscito al TAN perché ha detto oddio in che storia mi sono cacciato, però ormai aveva detto di sì e quindi siamo E come ha detto prima in un'altra intervista, un tempo era più bravo a schivare, no, queste cose. La curiosità, maestro Altan, è esattamente questa. La conosciamo come persona che insomma non ama particolarmente il palcoscenico televisivo, le grandi folle eccetera. Che cos'è che le ha fatto dire di sì a questa proposta di Stefano Consiglio? Non lo so, l'incoscienza, qualcosa del genere immagino. Difatti me ne sono pentito subito, però alla lunga dopo insomma credo che il lavoro sia venuto abbastanza bene, anche se io come attore protagonista ti detesto. No, ma credo che quello che passa esattamente da questa pellicola è che non è un attore, no? Quindi no, non è il mio mestiere e credo quello non diventerà mai. È un pezzo e sono tanti pezzi di vita vissuta e ricostruiti in una certa chiave. Vorrei coinvolgere innanzitutto il presidente dell'associazione Palio Città di Feltre per chiedergli proprio un po' anche in questo caso da dove è nata l'idea di Altan, no? Perché insomma il Palio è la sua 44esima edizione, ci sono stati in precedenza anche artisti, pittori anche di un certo livello sicuramente di pregio, però l'idea di un vignettista è abbastanza originale anche questa. Da dove scaturisce questa cosa? Beh, intanto c'è l'ambizione di fare delle scelte anche fuori dagli schemi da questo punto di vista, insomma, quindi negli ultimi anni abbiamo avuto esponenti della comunità locale che magari non fanno l'artista come primo lavoro, però hanno fatto un'opera assolutamente degna di nota. Abbiamo avuto drappi
fuori dagli schemi prestabiliti. Abbiamo avuto Tahar Ben-Jelloun che fa il pittore, fa lo scrittore, fa il poeta e fa anche l'artista, ma insomma è più noto come scrittore, però ci ha regalato un drappo, anche quello pregno di significato. E poi c'è anche l'ambizione di voler sempre lanciare un messaggio e parlare di qualcosa tramite la scelta dell'artista e tramite il drappo. E anche qua si apriva un po' un imbarazzo, perché così come il palio ha tanti messaggi di cui parlare, un artista del calibro della storia e della carriera del maestro Altan ha tanti messaggi da poter lanciare, e molti hanno a che fare con la nostra manifestazione. Insomma, per primo ovviamente l'aver narrato la storia del paese degli ultimi decenni, così come il palio per Feltre ha l'ambizione di essere stato un punto di riferimento, anche modificando se stesso, però in decenni che per Feltre hanno comportato dei cambiamenti, insomma, sociali, economici, amministrativi, come punto di riferimento generale. E c'è l'innata abilità del maestro a parlare a generazioni di giovani, che è quello che il palio fa. Il palio fa anche crescere generazioni di giovani come membri della comunità, membri attivi della comunità, e poi su alcune opere di Altan c'è anche il togliere quell'alone di mito alla storia che per esempio in Colombo, che anche questo secondo me è un tratto del palio. Il palio rappresenta certamente una rievocazione storica, ma rappresenta una realtà storica che non è mai esistita. Insomma, abbiamo un corteo di nobili e di sbandieratori, ma in quella città qualcuno doveva lavorare e noi non ce ne abbiamo tanti nel corteo, quindi sono tanti elementi che ci hanno convinto nel nostro ragionamento. E poi abbiamo avuto la grandissima fortuna e il grande onore di avere un sì dal maestro, che è stato oggetto, lui e la sua famiglia, di un mio stalking ossessivo, compulsivo, e alla fine insomma abbiamo avuto questa bella notizia. Che non si sparga troppo la voce. Scusa se ultimamente il maestro me lo affibbiano da tutte le parti, con l'età. Io una volta ho fatto un lavoro di scenografia al Teatro Massimo a Palermo e ero con il capo degli scenografi, che era un signore che si chiama Angelo Canu, un sardo bravissimo, e eravamo sotto all'entrata del teatro, e lui fa: senti una cosa, che dice: maestro, sono svoltati in 60. Adottò! Maestro, sì, 60. appena attivi. Ormai che ha il microfono, le chiederei, lo abbiamo fatto ieri sera, no, lì al Palegaccia, alla Studia delle Cerdine, ma una breve descrizione di questo palio, che naturalmente ripropone alcuni elementi caratteristici, come appunto i cavalli, nella parte superiore una ripresa del castello di Arduino e alcuni elementi del centro storico, ma insomma come è nata la ricostruzione di questo palio? Ma è difficile spiegarle queste cose, perché io ho visto delle immagini di Feltre, ho pensato ai cavalli ovviamente, perché il palio è la prima cosa che ti suggerisce, sono i cavalli, e poi mi è venuta l'idea di metterle di notte questa cosa con le stelle, perché le stelle io le uso spesso nei miei fumetti, nelle mie cose, perché creano un clima subito piuttosto forte. E questo ho fatto, poi ho aggiunto le cose che dovevo fare per gli stemmi dei quartieri, Cose comandate, e niente, poi insomma ho saputo che è stato gradito e sono molto felice di questo. io chiedo anche in sala se è gradito questo palio per comunicare di questo drappo. A me personalmente, lo dico, è molto piaciuto. Mi immaginavo anche una ricostruzione più vignettistica, nel senso che e invece no, perché mi sembra che queste cose hanno una loro serietà diversa. Fare gli scherzi bisogna tenere quando fare. La domanda a questo punto è quasi automatica: ne è mai balenato di
prima o dopo intraprendere la carriera di vignettista, di fare il pittore nel senso tradizionale del termine? Sì, da ragazzo lo volevo fare, poi ho parlato una volta con mio padre di questa cosa e lui ha detto intanto finisci le scuole. E quindi cassata la carriera di pittore solitario. Luca Debus, il nostro giovane concittadino fumettista, vignettista, poi scriviti tu come meglio credi, immagino che conoscessi, insomma, giovane maestro, che conoscessi l'attività di Altan. Che cosa ti è più piaciuto, che cosa ti piace di più del suo tratto proprio dal punto di vista artistico, diciamo, e anche del messaggio che passa naturalmente, perché è chiaro che c'è la parte tecnica ma c'è poi una parte contenutistica magari di cui parleremo anche dopo. Sì, ma intanto buonasera, ok. Buonasera, è un onore per me ovviamente essere così vicino a un pilastro. Da maestro pilastro è un attimo, proprio, cioè, è veramente... Pilastro Altan. Sì, e beh, per quanto riguarda il tratto artistico, mi piace molto la spontaneità del disegno. Io sono una persona molto poco spontanea, per cui ogni volta che vedo un tratto molto naturale, molto organico, lo apprezzo veramente moltissimo ed è evidente nelle opere di Altan. Anche appunto queste figure che sono assolutamente una cosa essenziale nel mondo dei fumetti, ma nel mondo dell'arte in genere, è avere un tratto che si distingue immediatamente. Se noi vediamo un uomo disegnato da Altan lo riconosciamo immediatamente, quello è un disegno di Altan e questa è la firma di un grandissimo artista, per cui sicuramente queste sono le prime due cose che mi vengono in mente adesso, così su due piedi e su una sedia. E per il contenuto, e qui ovviamente anch'io prediligo lavorare nel mondo delle vignette, nel mondo delle strisce umoristiche, per cui l'umorismo per me è molto importante perché è una forma di comunicazione incredibile, no? Attraverso la risata possiamo comunicare cose veramente profonde perché sono mascherate un po', no? Ci stiamo divertendo ma allo stesso tempo si insinua, no? il seme del pensiero, della riflessione senza che neanche lo vogliamo, per cui come Altan usa il medium del fumetto attraverso l'umorismo, attraverso la risata, attraverso però anche la riflessione che viene inserita, è sicuramente una cosa molto molto incredibile. Impatto. Impatto. Qui, insomma, tu sei giovane, però dicevamo hai già al tuo attivo una piccola produzione, c'è un libro tra l'altro di prossima uscita. Pensi che, non so, nella tua carriera ti rivolgerai più a un fumetto umoristico, quindi leggero, o insomma, prendendo anche spunto da Altan, l'idea di pensare a qualcosa che abbia comunque sempre dei contenuti importanti? Diciamo. Sì, questa è entrambe strade meritevoli secondo me. Certo, assolutamente. Diciamo che secondo me la strada di raccontare attraverso l'umorismo, attraverso la risata, qualcosa di più profondo, è una strada molto perigliosa perché allo stesso tempo non si vuole insegnare, non si vuole fare la morale alla gente, no? Ed è questo appunto cui Altan riesce benissimo. Altan pone dubbi, non pone risposte. Ed è qui la grandezza, no? È qui il fatto che non siamo istruiti dal fumetto che stiamo leggendo, ma entriamo in un percorso assieme all'autore, assieme alle altre persone che leggono il fumetto, per cui questa è anch'io quello a cui aspiro ovviamente, no? Quindi un umorismo comunque, una profondità, una riflessione, però riconosco la difficoltà di raggiungere questo scopo perché è veramente molto molto difficile. Se vuoi venire con me... Subito mi porti con me. Creiamo subito degli accordi, delle joint venture, come dicono. Ecco, a questo riguardo ancora una domanda al maestro Altan. Lei si rende sempre perfettamente conto, immagino dalla risposta, ma dell'effetto che avranno le sue vignette? Cioè è chiaro che quando costruisce una vignetta ha un tema su cui vuole puntare, ma è rimasto a volte sorpreso magari da degli effetti che non immaginava in termini di profondità o anche di significati? Perché la vignetta è un po' così, si sa dove parte ma non si sa dove va a parare, no? No, perché la vignetta secondo me, quella che funziona bene, deve essere anche ambigua. Non può essere una cosa detta e è quella e basta, deve avere la possibilità di essere letta
in vari modi. A me è successo più di una volta, qualcuno è venuto e mi ha raccontato la mia vignetta, mi è piaciuta quella che, e ho capito che aveva capito il contrario. Ma questo fa parte delle possibilità. Un po' come le poesie, il poeta la scrive ma poi ognuno la interpreta un pochettino alla sua maniera. Sì, questo può succedere e succede. Stefano, consiglio, questo docufilm credo le abbia offerto anche la possibilità di conoscere Altan molto più di la gran parte dei suoi lettori, insomma, no? Che cosa l'ha stupita che non conosceva della personalità di Altan? Quali sono gli aspetti che più l'hanno, insomma, anche stupita, anche ammirata, o se c'è qualcosa che invece non immaginava che fa parte del mondo Altan? Domanda a cui non so bene cosa rispondere. No, È pacato, ma può essere anche crudele. sì, ma non con me per No. fortuna, quindi il problema non si è posto. No, è stato, come dire, è stato un viaggio di una persona che vuole fare il regista insieme a un artista, proprio un pezzo di vita insieme durato qualche mese, uno scambio di, come dire, talvolta di non detto, di cose, di referenti, appunto. A un certo punto non l'ho visto tutto, stasera sono entrato in un momento in cui lui parlava di Carved che io avevo citato. Sono proprio, come dire, ecco, no, una cosa che mi è piaciuta, che non sapevo, una serie di corrispondenze che potevo immaginare, no? di background culturali, politici, in cui ho avuto il piacere di riconoscermi, che mi auguravo che ci fossero, ma che non sapevo che ci sarebbero stati e che ci sono stati. Poi no, è stato così, stupore, no, anche perché quello che, come dire, quando, almeno il modo in cui lavoro quando faccio questo tipo di film documentari, è proprio cercare di non avere troppi pregiudizi, ma neanche positivi, no? Proprio andare lì e cercare di... Adesso dico una cosa che non ha molto a che fare, ma ha molto a che fare. Io a un certo punto ho fatto, insieme a un mio carissimo amico, un documentario in un centro commerciale e proprio andavamo lì e fermavamo le persone chiedendo loro se erano felici, cosa pensavano del loro vissuto, insomma così. Ecco, la cosa che me ne sono reso conto dopo, no? Quando tu vai in un posto e vai per farci questo tipo di lavoro, fai quello che è proprio il gesto, diciamo, primordiale del cinema, di un film, cioè apri gli occhi. Noi quando andiamo nei posti, certo che guardiamo, ma siamo, e quando poi ti fermi, ecco, allora ho cercato, quando appunto, ho chiesto a Checco di fare questo commentario, proprio per l'idea di guardare quello che prima non vedevi in maniera un po', ecco, e quello è stato il bello, il pezzo del vivere questa cosa qui. Credo che dal docufilm questo si percepisca molto, cioè il fatto che oltre a vedere Altan lo guardiamo, cioè riusciamo a focalizzare alcune... una curiosità, quanto c'è di preparato in queste interviste, in questi dialoghi e quanto invece c'è di spontaneo, cioè venuto lì per lì magari? No, c'è una linea molto precisa in cui io cercavo di come dire, di scoprire, in termini, per capirci delle cose che volevo sapere, e poi invece è assolutamente importante quando il discorso, no, la risposta ti porta da un'altra parte, no? E quindi devi cogliere al volo, sempre però, come dire, perseguendo un disegno di fondo che un po' c'è e un po' si concretizza mentre lo fai, ecco. Però un disegno d'insieme l'avevo nella mente, ecco, se no sarei stato anche solo in balia. No, ma che non va bene, perché quando fai questa cosa ci deve essere uno scambio, se no ti metti là il microfono e fai il microfonista invece che fare, che è un altro mestiere che vediamo spesso anche nei telegiornali, per dire. Certo. Ancora al maestro Altan,
Ciputi rappresenta un po' quel mondo, no? Quella fetta di storia italiana abbastanza ben identificata. Guardando alla realtà di oggi, c'è un personaggio che le verrebbe in mente di creare, di disegnare per rappresentare l'epoca storica in cui siamo, no? Che forse non è più quella propriamente delle tute blu, non è più neanche forse quella dei colletti bianchi, cioè è un po' tante cose in questo momento qua. C'è un tratto che le verrebbe da... Francamente adesso no, perché Ciputi è nato in un momento in cui dietro Ciputi o a fianco di Ciputi c'era uno schieramento compatto, enorme, fortissimo, che era in quel momento in prima pagina dei giornali praticamente tutti i giorni. Adesso tutte le cose collettive si sono un po' disgregate, siamo tutti un po' uno per conto suo e uno che cerca di salvarsi la pelle per conto suo, e quindi non c'è per me un personaggio che può rappresentare tutta questa confusione, questa dispersione di cose. Non saprei proprio a che cosa e a chi pensare. Siamo in un momento di talmente grande trasformazione che è difficile anche orientarsi, no? Non so se è una trasformazione, una disgregazione, sì, appunto, un impoverimento di tutto, insomma, perché mancano i rapporti fra le persone, i gruppi. Questa situazione in cui siamo noi adesso è bella per quello, perché tu senti che comunque c'è della gente che vuole fare una cosa, quella cosa, la fa insieme. E io quando vedevo quella famosa trasmissione di Saranno Famosi, io piangevo alla fine, perché quando questi qui riuscivano a fare lo spettacolo, per me era una roba emozionantissima. E per quello che mi piace ogni tanto lavorare anche, ho fatto cose al cinema, al teatro, eccetera, perché lavorare con degli altri, io non lavoro da solo sempre, ogni tanto bisogna, perché ti dà quel senso di perseguire un obiettivo e arrivarci è un bel trionfo per tutti. Questo mi dà l'assist per coinvolgere il Presidente del Palio. Altang ha appena parlato di progetti di comunità, no? Il Palio è essenzialmente un progetto di comunità, oltre alla rievocazione storica, all'agone dei 4 quartieri. Da questo punto di vista, che grado di salute è il nostro Palio e come guarda al futuro soprattutto il Palio di Feltre? Credo che il Palio sia in ottima salute da questo punto di vista. Abbiamo avuto la cartina di tornasole ieri sera, vedendo tanti giovani che fanno parte dei quartieri, che si impegnano tutto l'anno e che danno il loro contributo non solo sbandierando o suonando, ma anche dando una mano a tutte le necessità minute della vita di quartiere. Questa è anche un po' la mia esperienza. Insomma, io sono entrato non in un quartiere ma nel gruppo sbandieratori della città a 13 anni, e nel gruppo e nei quartieri, insomma, impari a vivere insieme ad altre persone, a prenderti degli impegni e a doverli anche rispettare, perché è il tuo contributo a un disegno collettivo a cui tu per primo tieni. E sapere di coltivare durante tutto l'anno o anche in un progetto pluriennale un obiettivo e di lavorare per conseguirlo insieme ad altre persone che magari altrimenti non avresti conosciuto, anche persone di altre generazioni. Insomma, ci sono i ragazzini di 13 anni che lavorano gomito a gomito con ottantenni o novantenni. Questo secondo me è un valore straordinario ed è un valore aggiunto che il Palio porta alla città. Insomma, il famoso paradosso della città che viene divisa in 4 fazioni, ma nonostante questo viene ancora più unita. Credo che mai come in queste situazioni venga fuori prepotentemente, come è giusto che sia. Grazie. Luca, essere e per noi avere un giovane vignettista è, credo, insomma, di questi tempi un unicum, no? Non dico che siete dei panda, ma insomma siete sicuramente degli artisti non così facili da trovare sulla piazza. Anzitutto, da dove è nata questa passione? Perché appunto è un qualcosa di assolutamente unico, molto raro, e soprattutto che
cosa ti aspetti da questa carriera, che non è una carriera dettata magari da altre dinamiche che ben conosciamo, ma che cosa ti muove, a che cosa aspiri veramente? Lo vedete facili, Allora, come panda non mi sento molto salvaguardato in questo momento, per cui... Ok. Nel senso, si può vivere facendo i vignettisti, i fumettisti. Lo scopriremo vivendo. Allora, cosa mi ha spinto? Allora, fin da piccolino mi sono sempre piaciuti i fumetti, ho sempre letto i fumetti da Topolino, ma soprattutto i fumetti di Schulz, i Peanuts con i Charlie Brown, Snoopy. E da piccolo bambino con molte ansie che ero, sorpresa per nessuno, qui leggere le strisce dei Peanuts di Schulz era come entrare in un mondo in cui c'erano altri bambini un po' ansiogeni come me. Era un momento, quando avevo ansia leggevo questi fumetti e mi calmavo, quindi capivo anche, ovviamente se da bambino non si capisce tutto, no? Quando si leggono opere così importanti e così ampie e poetiche come quella di Schulz ad esempio, capivo che c'era qualcosa sotto che comunicava, che mi tranquillava, e volevo essere questa persona per un altro bambino, per un'altra persona quando sarei diventato grande. E quindi questo è quello che mi spinge in un modo, quindi questo sogno di questo piccolo bambino ansioso che è molto tenace e che mi ha portato fin qui adesso. E qual era l'altra domanda? Il futuro, come ti vedi da grande nel senso adulta, fumettista adulto? Fumettista adulto. Anche perché diventare adulti è sempre più tardi adesso. Non è detto che sia una cosa meravigliosa. No, insomma adesso è difficile vivere con i fumetti per i giovani come me, e è difficile soprattutto in Italia in questo momento. L'Italia è un luogo un po' ostile per i giovani forse. E infatti in questo momento lavoro con gli Stati Uniti, lavoro con l'America, e il libro che uscirà a fine agosto appunto è un libro pubblicato da una casa editrice americana, che appena è stata presa dalla casa editrice americana è stata comprata successivamente da quella italiana, no? Quindi c'è un po' questo gioco in cui gli italiani non si sentono di fare scommesse forse, e quindi aspettano che siano persone un po' più coraggiose a farle. E le persone coraggiose sono fuori dall'Italia, a quanto pare, in questo caso in America. Per cui io spero appunto che dopo questo libro, che comunque è un libro importante dal punto di vista del campo editoriale, spero magari appunto di riuscire a mettere entrambi i miei piedi in questa carriera, e quindi dopo riuscire a sostentarmi attraverso i fumetti. E comunque c'è il maestro Altan che ti ha già detto che... Esatto, sì, quindi... ci conto, ho bisogno, ho fame. Grazie, bravo Luca. Al maestro ancora vorrei chiedere, lei ha vinto tra i tanti premi anche un premio o più premi di tipo giornalistico, no? Cioè il tema è quello, la vignetta oggi vale forse più dell'articolo di fondo o di un editoriale, in un momento in cui la gente legge i giornali, nel senso che legge qualche titolo, sfoglia qualche... La vignetta ha quel vantaggio lì, che si legge in pochi secondi. Questo forse è quello che la rende, perché questa dell'articolo di fondo è una cosa che mi si dice da tanto tempo e si dice da tanto tempo. Ma forse c'è un fondo di verità. Forse c'è anche quello, nel senso che l'articolo di fondo appunto viene letto 2 o 3 righe all'inizio, magari il finale, poi... E ovviamente il mio lavoro è un lavoro che deve essere la sintesi più assoluta, più stretta possibile dell'argomento, mentre i giornali sono piuttosto verbosi normalmente, cioè, per dire una cosa ci mettono 4 colonne del tutto inutili, e quindi scoraggiano il lettore ovviamente, e la vignetta poi si vede, le scritte sono tutte uguali, le vignette no, e ora l'occhio cade lì e aiuta, ecco. Mi veniva questa riflessione pensando un po' al mondo anche dei social in cui viviamo, no? Questi post, tempo medio di attenzione 4 secondi, 5 secondi. Ecco, la vignetta forse è uno dei pochi strumenti che in termini di tempo è in grado di competere con i social, no?
5 secondi, vedo la vignetta, mi colpisce, mi dà un messaggio. Sì, se la vignetta è, come dicevo prima, abbastanza ambigua, magari dopo quei 5 secondi uno dice no aspetta, ma ci penso altri 5 secondi perché non sono sicuro, e quello vuol dire che ha fatto qualche effetto, se no entra e esce. E 10 secondi di pensiero continuato di questi tempi Beh, sono sono tanta roba, cioè, bella è roba, veramente sì. qualcosa di straordinario. Stefano Consiglio, in questo docufilm abbiamo visto anche alcune vignette animate, Sì, quelle con Paolo Rossi e Angela Finocchiaro E Stefania Sandrelli. e Stefania Sandrelli d'altro lato, davvero godibili. Potrebbe essere un format per una prosecuzione del lavoro? no, io a un certo punto sono stato un po' troppo, anche perché entravo in qualche modo, tra virgolette, in competizione con le sue vignette già fatte, che diciamo, però non so perché mi era venuto, io in realtà la cosa è nata più dalle facce degli attori, in particolare la prima era Stefania e poi la Finocchiaro. E pur così un po' tremebondo, al tempo stesso molto coso, ne ho parlato con Altan, che mi ha dato via libera. Questa cosa mi ha dato molta forza, ho deciso di correre il rischio e mi pare che il risultato sia, insomma, interessante. Non so perché mi è venuta questa idea, però mi piaceva appunto dare, come dire, renderle 3D. sì, con queste cose. Poi perché le vedevo, no? Mi divertiva, anche perché poi sono molto amico della Sandrelli, invece anche la Finocchiaro non la conoscevo, però c'ero là. E così ho tentato questa scommessa, ripeto, che era molto pericolosa, perché però mi pare che sia riuscita. No, format no, è stata proprio un'intuizione di quel momento, all'interno di quel percorso, all'interno di questo film, eccetera. Non saprei. E ad Altani invece piacerebbe immaginare o vedere una sua, alcune vignette, una trasmissione realizzata magari riproponendo in format televisivo, a modo di sceneggiato, queste vignette. No, io credo che in questo caso funzionano perché sono poche, sono limitate e sono in un contesto, perché se no il fatto che uno legge le cose come con i suoi tempi, con la sua velocità, con la sua comprensione, se gli viene data una voce già fatta, ce n'è una sola di interpretazione, che è quella che gli viene data, e che porti via qualcosa, e poi mettere le sequenze diventa una noia infernale. No, pensavo a veramente un cameo quotidiano, magari no, voglio dire, una volta Rai 1 aveva il famoso almanacco del giorno dopo, vi ricordate, prima del TG c'era questo, in cui c'erano un po' queste cose e venivano inseriti magari dei piccoli, quotidianamente, no? Avere un piccolo cameo quotidiano, magari, certo che richiede poi il lavoro anche di realizzazione e quant'altro, Sì, però mi pare che l'esperimento fosse molto ben riuscito. No, a me mi è piaciuto molto appunto all'interno di questo contesto, ecco, dopodiché se devi fare una cosa quotidiana, c'è la linea perché ti devi mettere, a parte i costi, per fare una cosa di 30 secondi diventa, ma poi proprio non ha senso, era un po' un gioco all'interno e qua poi racconto un breve aneddoto. Quando ho proposto che questa cosa ho citato la Sandrelli, lui si è ricordato che una delle sue prime vignette era uscita su un giornale che si chiamava Le Ore, negli anni 60, in cui in copertina c'era una giovanissima Stefania Sandrelli in costume da bagno che usciva dal mare di Viareggio. E quindi come ci sono anche queste coincidenze astrali che funzionano. Funziona, no, alla ecco, fine poi funziona. farli in astratto così non ha senso. Prossimi impegni, prossimi progetti? Ah, saperlo. Magari la storia di qualche altro, non dico fumettista, ma insomma artista. No, perché ecco, questa cosa qua era proprio. Io non nasco come raccontatore, devi trovare proprio quel momento, quell'artista che ti. Questa veniva da di dentro. Esattamente, se no mettersi a raccontare gli altri.
dipende, insomma, dipende dal rapporto. Può risultare posticcio se non No, magari no, ma non interessante per me, insomma, ecco, devi trovare proprio un gesto d'amore, ecco, che non vengono per tutti e tutti. Ci sono dei film, per esempio un film che ha fatto Abel Ferrara su Pasolini, che è un film di finzione, eccetera, che non so manco se è un grande film, è veramente proprio il bisogno di un grande regista, di un gesto d'amore per un grande intellettuale, artista, e quindi là, quando senti questa cosa, ho fatto quello, poi non ho detto che ne fai degli altri, anzi, oppure ne fai ma di tutt'altro genere. E invece, il maestro Altan, progetti futuri? Beh, io sono stufo di fare progetti perché faccio quello che devo fare, perché ho i miei impegni con la pimpa, con le vignette, con altre cose piccole adesso, perché non ho più l'energia di fare quelle storie lunghe come Ada o eccetera. Lei disegna tutti i giorni? Sì, no, quello bisogna farlo perché sennò la mano si indurisce. Bisogna esercitarsi. Sì, io se sto 20 giorni senza disegnare poi faccio fatica. Anche se faccio quello stesso gesto. Guarda che abbiamo visto Ciputi esce ormai in automatico. Vabbè, quello lo posso fare anche a occhi chiusi, se posso sbagliare un po' il bordo del foglio, ma insomma no, di più. No, adesso sono contento così. E credo che ce ne sia motivo, no, di essere soddisfatti di questa carriera. Anche perché appunto, siccome dopo che ho fatto gli 80, i premi alla carriera me li tirano dietro, e allora va bene così. Va bene così. Certo. Io direi che anche per non abusare della vostra pazienza, del vostro tempo, possiamo avvicinarci alla chiusura di questa serata ringraziando Stefano Consiglio, regista del docufilm che abbiamo visto, l'opera estremamente godibile ma non banale, perché ci restituisce davvero, credo, un'immagine dell'Altan artista, ma ancora prima uomo, che abbiamo davvero, credo, avuto modo di apprezzare. Al maestro Altan per la sua disponibilità, per la bella persona che è e per il bellissimo palio che ci ha regalato per questo 2023. Io ringrazio invece tutti voi, tutti questi e voi e gli altri che sono fuori, perché è stata una bellissima esperienza. Grazie a tutti. Grazie a Luca Derris per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutti i suoi progetti fumettistici e non solo. Lascerei la chiusura al Presidente dell'Associazione Palio, perché siamo comunque all'interno di una iniziativa del Palio, ricordando che siamo domenica sera, ma deve ancora tutto cominciare, nel senso che dalle ore 24, cioè tra meno di un'ora, inizia la settimana del Palio che culminerà domenica prossima. Prego, Presidente. Sì, sono già successe un sacco di cose, sembra che ci sia passato un treno sopra, però deve ancora succedere tutto. E vorrei davvero che questa fosse la settimana della festa della nostra città, perché è vero che è un richiamo turistico e il Palio è tante cose, ma è prima di tutto la festa della nostra comunità, insomma, quindi cerchiamo di divertirci, di godercela, addobbiamo con le bandiere dei quartieri la nostra città e ricordiamoci che è come dire, il culminare di un percorso che dura tutto un anno e che ci fa diventare ancora di più una bella comunità, una comunità forte, una comunità coesa. Questo è il messaggio un po' di base del Palio e dobbiamo ricordarcelo tutto l'anno quando magari il Palio crea qualche disagio e goderne i frutti in questa settimana qua, che per tanti feltrini è la settimana più bella dell'anno. Grazie a Eugenio Tamburino, Presidente dell'Associazione Palio. Sì, bravissimo, non abbiamo ricordato, l'abbiamo fatto più volte ieri sera, il fondo intitolato a Maria Cristina Masocco, che è una giovane amica non solo del Palio, di tante altre iniziative e associazioni della città di Feltre. A lei è stata intitolata questa iniziativa voluta proprio dall'Associazione Palio Città di Feltre, una raccolta di fondi che quest'anno
saranno destinati al restauro della chiesetta di San Paolo, e quindi c'è modo di aderire a questa iniziativa per quest'anno, ma poi già nei prossimi mesi si deciderà un'altra destinazione per il prossimo anno, perché è stato deciso che questo fondo diventi permanente, decidendo però di anno in anno un'iniziativa a cui destinarlo, e essenzialmente per unire al ricordo di Maria Cristina un qualcosa che sia tangibile e concreto per la nostra città. Grazie di nuovo a Stefano Consiglio, grazie a Francesco Altan, viva Feltre, viva il Pagno di Feltre e buona serata a tutti.